piatto del giorno è con il gambero medio e il lime, marinato con il lime. Utilizzo il lime rispetto al limone in quanto la sua acidità gli dà più forza al gambero e quindi si sente ancora di più il sapore del mare. Molte patologie legate all'invecchiamento sono correlate a quella che noi chiamiamo infiammazione cronica silente, un'infiammazione che non viene documentata, non viene assolutamente riferita dal nostro paziente. Ebbene, l'omega 3 e quindi il pesce, sempre nel consumo di 2-3 porzioni alla settimana, incide notevolmente anche sulla riduzione dell'infiammazione cronica legata per esempio all'artrite reumatoide o anche, si è visto un grosso beneficio, nella prevenzione della psoriasi. Iniziamo nel pulire il gambero, quindi togliamo le teste. Fondamentale togliere l'intestino. Dopo aver pulito il gambero e aver tolto le teste e il carapace, passiamo alla marinatura. Mettiamo il gambero in una ciotolina, dell'olio, il nostro lime, lo metteremo a mo' di succo, ma anche grattugiato. Intanto nella padella mettiamo del pepe a grano intero, che naturalmente andremo a togliere. Durante la marinatura il gambero viene saltato nel suo olio, nel lime, in maniera che si forma una cremina. La durata della marinatura è di circa 5-6 minuti. Adesso tostiamo il pepe, i grani di pepe, e metteremo l'acqua della pasta. Saliamo l'acqua della pentola. Il nostro pepe è pronto, lo andiamo a togliere. L'acqua della pentola bolle, mettiamo la pasta. Come potete vedere, la marinatura è pronta. La nostra pasta di grani antichi varietà Russella della zona di Ragusa è pronta. La trasferiamo nella padella con l'acqua del pepe. Saltiamo. E aggiungiamo il nostro gambero marinato. Per dare un po' di sapore più intenso, grattugiamo un po' di ricotta salata. Quindi andiamo all'impiattamento. Aggiungiamo dapprima un po' di granella, nuovamente la marinatura con il gambero che avevamo lasciato da parte, nuovamente un po' di ricotta salata, aggiungo nuovamente la granella di pistacchi, completiamo dopo la granella di pistacchi con la decorazione del piatto e quindi col gambero che avevamo tenuto da parte.
il piatto è pronto.